È arrivato il momento di mantenere una promessa. Da questa puntata inizieremo una serie di appuntamenti con Viaggiando Viaggiando alla scoperta della provincia di Treviso. Ben trovati ai nostri amici viaggiatori, Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli, vicini a casa nostra. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Come abbiamo detto nel presigla, per me è un immenso piacere. Per la prima volta protagonista di Viaggiando Viaggiando sarà la provincia di Treviso e trovo un amico a distanza di qualche tempo, Michele Zanetti, naturalista. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori quello che sarà l'itinerario che proponiamo quest'oggi? Oggi proponiamo un itinerario assolutamente speciale, perché il luogo in cui ci troviamo è speciale e perché il fiume che sarà protagonista della nostra escursione è il fiume più bello del mondo. Possiamo azzardare questa, questa valutazione assoluta. In effetti il Sile è famosissimo per questo. Noi ci troviamo sulla sponda destra del Sile, a Casier, quindi a qualche chilometro dalla città di Treviso e a circa 20 chilometri dalle sorgenti del fiume che si trovano nella fascia delle risorgive all'altezza di Casacorba e Cavasagra, quindi in comune di Vedelago e Piombino d'Ese. In effetti ci troviamo in un luogo che coniuga la storia, la natura e il paesaggio come nessun altro, credo, nella Marca trevigiana, e questo è tutto dire. Assolutamente, devo dire la verità, la prima volta che vengo in questa zona sono stato veramente piacevolmente colpito e sorpreso dalla bellezza e dalla miscela in cui si fonde appunto il fiume, la storia di questo borgo. Tra l'altro vogliamo parlare un attimo anche di questo comune, che possiamo definirlo un po' un comune diffuso? È un comune diffuso in effetti. Casier è formato sostanzialmente da due nuclei storici che sono Dosson e Casier. La sede comunale è a Dosson. Qui però ci troviamo direi nel nucleo più importante, perché è quello direttamente collegato al fiume, è quello che dal punto di vista storico-commerciale, quindi economico, disponeva delle maggiori risorse e della maggiore importanza. In effetti quella su cui ci troviamo e che è stata, come possiamo vedere, restaurata di recente, pavimentata di recente, forse anche togliendo un po' quella patina di poesia che era tipica dei luoghi storici di questo tipo, ci troviamo su una piazza affacciata al fiume, che localmente ha un nome diverso da piazza. Questa è in effetti la Piarda di Casier, e Piarda significava storicamente ansa fluviale, come possiamo vedere, attrezzata per l'attracco delle imbarcazioni commerciali, delle imbarcazioni da trasporto che percorrevano il fiume. La Piarda di Casier aveva l'affaccio del vecchio municipio, che è un edificio storico particolarmente significativo, ma altrettanto importante è l'affaccio dell'osteria storica, cioè di quella che garantiva ai lavoranti dei burci, di queste navi di fiume di cui parleremo tra poco, le risorse alimentari ed energetiche, il buon vino in sostanza.
che consentivano loro di affrontare sforzi spesso notevolissimi. Il lavoro era duro. Che livello di porto fluviale era questo di Casier? Perché ricordiamo che la navigazione dei Burgi, quindi questa era un'autostrada dell'Ottocento importantissima. Certo, questa era una delle autostrade della Serenissima, direi una delle più importanti in assoluto se escludiamo il Piave con il transito delle Zattere, perché consentiva alla Serenissima di accedere a tutte le risorse della Marca Trevigiana. Tutto ciò che la Marca Trevigiana produceva, in particolare, e mi viene in mente innanzitutto una risorsa energetica fondamentale come la legna da ardere, transitava lungo le sponde di questo fiume e finiva poi nella città e quindi alimentava le attività economiche, alimentava le attività, diciamo, artigianali, produttive e garantiva la stessa esistenza degli abitanti di Venezia. Quindi Casier, così come Casale, come Quarto d'Altino, come il porto di Fiera più a nord, rappresentavano i punti di afflusso di queste risorse, di queste merci dall'immediato entroterra, perché poi queste merci prendessero la via del fiume e giungessero alla Serenissima. Diciamo che già all'inizio il contesto paesaggistico è veramente meraviglioso. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori come si sviluppa questo itinerario, questo percorso? Sì, in effetti si tratta di un percorso breve, nel senso che è alla portata assolutamente di tutti, delle famiglie ma anche dei singoli. Direi che è un percorso speciale per gli amanti del paesaggio, delle scienze naturali e della storia. Il percorso comincia da qui. Abbiamo visto che parte dalla Piarda di Casier, che è distante qualche centinaio di metri, ma è qui che inizia il tratto pedonale che si sviluppa sulla pista Alzaia per circa 1,5 chilometri, arrivando al contesto del cimitero dei Burci, che rappresenta, diciamo, il fulcro e il luogo in assoluto più interessante dal punto di vista anche naturalistico dell'intero percorso. Ma poi c'è la possibilità di connettersi, ovvero di proseguire sulla pista Alzaia, giungendo fino alla città di Treviso. E quindi complessivamente, per arrivare in sostanza alle porte del centro storico di Treviso, sono circa 6 chilometri. 6 chilometri in cui si ha l'opportunità di ammirare un ambiente fluviale straordinario, con scorci di paesaggio assolutamente prossimo naturali, e quindi scorci che assomigliano ad una sorta di piccola Amazzonia che racchiude il fiume all'interno di barriere verdi rigogliosissime, ma anche quinte urbane che si affacciano sul fiume, edifici storici molto importanti, edifici industriali addirittura che appartengono alla storia recente di questi luoghi. E dunque un classico percorso di carattere interdisciplinare. Quindi riassumendo, due le possibilità e due le proposte, una molto più breve, anche se comunque molto affascinante, quella direttamente da Casier al cimitero di queste imbarcazioni che secondo me hanno sempre un fascino incredibile, oppure da Casier direttamente fino a Treviso per un totale circa di 8 chilometri.
Un po' meno. 7 km. 6 chilometri. No, pensavo che fossero 2 più 6. Comunque una bella passeggiata, 2 belle proposte. Noi oggi facciamo naturalmente quella più breve anche purtroppo per tempi televisivi, quindi iniziamo il nostro percorso. Just like fishing in the ocean, there'll always be someone new. Who knows better? Girl, you did me wrong, but I've been through stormy weather. Because yeah. Just like my love, everlasting. Hey, because still moving strong, and I love you. Michele, l'abbiamo già detto, un meraviglioso mix, connubio fra quello che è la natura, che gioca un ruolo veramente predominante, addirittura, consentimi, con delle vedute che sembrano tropicali, e storia, e qui alla nostra sinistra abbiamo un esempio lampante. Sì, in effetti la storia ha lasciato tracce importantissime in questo paesaggio, direi che l'ha qualificato e ha determinato questo, diciamo, coniugarsi degli aspetti prossimo-naturali, quelli che tu dicevi giustamente per effetto del rigoglio della vegetazione somigliano a scorci tropicali, con gli aspetti appunto storico-architettonici e quindi propriamente paesaggistici. Villa Vallière Battaggia, che si trova sulla sponda di Silea, quindi esattamente di fronte a noi in questa ansa del fiume, con una interruzione della vegetazione arborea di sponda che consente di cogliere questo scorcio straordinario, è in effetti una di queste perle, una di queste testimonianze storiche. La villa risale al 1500 e anche se non è di progetto palladiano e quindi non ha l'imponenza di altre ville che pure si trovano lungo il Medio Sile, l'affaccio al fiume che propone la lunga gradinata che scende verso l'acqua crea uno degli scorci più interessanti e direi più pittoreschi del paesaggio del fiume. Qui si coglie effettivamente lo stretto rapporto che c'era tra queste dimore, queste residenze signorili, le famose delizie d'entroterra in cui i veneziani ricchi venivano poi a trascorrere i mesi estivi e quindi i periodi di relax e di, come possiamo chiamarli, di divertimento, ma si coglie anche un altro aspetto, dicevo, cioè a dire la villa non era solo residenza, ma era dotata di prossimità di edifici che rappresentano i magazzini e quindi erano in qualche modo sempre degli scali commerciali anche, in cui il proprietario, il signore, gestiva un certo tipo di commerci che aveva nel fiume la sua arteria, la sua infrastruttura principale. Michele, per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria e ci vediamo tra pochissimi istanti per proseguire questa nostra escursione. Vi aspetto tra pochissimo. Just like my love, everlasting. Oh, and the beat goes on. Still moving strong. And the beat goes on. Just like my love, everlasting. Oh, and the beat goes on. Still moving strong. And I love it. And the beat goes on.
parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici telespettatori. Oggi puntata dedicata alla provincia di Treviso. Io lo ripeto, per me è un immenso piacere perché è la prima volta che Viaggiando dedica degli spazi a questa provincia. Era una promessa che avevo fatto qualche tempo fa e come vedete noi cerchiamo sempre di mantenere. Con Michele Zanetti, naturalista, per questo percorso che parte da Casier e proseguirà ancora. Siamo circa a metà strada, Michele? Siamo grossomodo a metà strada, effettivamente. Il percorso ci sta conducendo lungo la storica Restera e quindi sull'argine destro del fiume che stiamo risalendo e quindi andiamo controcorrente. Siamo arrivati all'altezza di un insediamento industriale importante, un insediamento produttivo importante, che è il Mulino Stucchi, affiancato dall'oleificio Chiari e Forti. Ambedue evidentemente appartengono all'archeologia industriale di questi luoghi. Anche se di età diverse, le due strutture sono disattivate attualmente. Ebbene, questo ci dà anche la percezione di come, accanto alle meraviglie del paesaggio di questo tratto del fiume, siano presenti anche scempi notevolissimi. E non tanto per l'edificio storico del mulino, che direi è perfettamente inserito, anzi i suoi riflessi, soprattutto nelle sere d'inverno, quando l'ultima luce colpisce la facciata dai colori caldi, creano degli scorci cromatici, delle situazioni cromatiche nell'acqua che sono straordinari. Ma è l'oleificio Chiari e Forti, che è evidentemente novecentesco, che evidenzia come le sponde del fiume siano state spesso distrutte per realizzare appunto insediamenti produttivi che poi hanno evidentemente cessato la loro attività per inadeguatezza della posizione, per problemi di collegamenti con le infrastrutture stradali e così via. In sostanza c'è stata una rivoluzione da quando il fiume ha cessato di essere una infrastruttura idraulica per il trasporto delle merci e dei prodotti a quando questa attività si è trasferita su strada. Molti di questi edifici, anche recenti, hanno perduto in sostanza la loro collocazione strategica e sono stati disattivati, lasciando tracce indelebili e spesso degradanti lungo le sponde del fiume. Un'altra cosa secondo me molto particolare, molto curiosa, un altro, se possiamo così dire, un altro scempio, è il discorso che le ruote dai mulini sono praticamente quasi tutte scomparse per... Ma da quanto ho saputo, interessati, ho parlato con alcuni vecchi mugnai, la presenza delle ruote nei vecchi mulini era soggetta ad una tassa da parte dell'Enel e quindi le ruote sono state rimosse in gran parte per evitare questo balzello. Si è distrutto in sostanza un frammento di memoria storica e di paesaggio assolutamente tipici, assolutamente qualificanti per il fiume, per evitare una tassa impropria evidentemente. Le ruote di mulino non c'entravano nulla con la produzione energetica, ma mi si dice che c'era questo vincolo assurdo. Insomma. Qui c'era la ruota, ecco in questa posizione, all'estremità della struttura del mulino Stacchi, o Stucchi, non so come si dica, c'è lo sbocco di uno degli affluenti del Sile. Gli affluenti del Sile sono ruscelli di risorgiva, piccoli fiumi di risorgiva che sono alimentati come il Sile dalle acque che il Piave perde nella parte alta della propria conoide. E sono lo Storga, il Melma, il Limbraga. Ebbene qui sfocia il Melma superando la struttura del mulino in galleria. All'interno della galleria c'era un'imponente ruota che è stata rimossa. Y las pocas neuronas que quedan ya, mis zapatos destenidos, el diario en el que escribo, pero ya hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque... Michele, in questo momento ci troviamo in questa passerella d'osservazione perché ricordiamo già da alcuni anni questa è una zona che è stata tutelata da un parco. Sì, in effetti il Parco Naturale Regionale del Sile, del fiume Sile, è uno dei 5 parchi del Veneto. 5 parchi
che la dicono lunga sul fatto che una regione così dotata di ambiente e di biodiversità abbia soltanto 5 istituti di tutela a livello di un parco regionale. Il Parco del Sile è sorto nella prima metà degli anni 90, dopo un iter lungo e sofferto ovviamente perché la politica locale non lo voleva. Hanno sempre additato i parchi come strutture di sottrazione della gestione del territorio agli enti locali e li hanno sempre accusati di voler mummificare il territorio. Quindi i parchi sono in antitesi con la concezione di gestione e tutela del territorio della politica veneta. Il Parco del Sile è sorto comunque, ha ormai una storia importante, ma è un parco poverissimo. Intanto è azzardato chiamare parco naturale regionale un contesto fluviale che, come abbiamo visto dal punto di vista paesaggistico, esprime tutto fuorché naturalità assoluta. Questo casomai è un parco fluviale urbano, ad essere generosi, nel senso che attraversando una città come Treviso ed essendo caratterizzato da una sequenza notevolissima di insediamenti, non solo abitativi che si affacciano alle sue sponde, è di fatto un parco urbano. Come tale viene percepito dai cittadini. Il flusso di visitatori che abbiamo notato lungo la Restera, e quindi famiglie, gente che svolge attività motoria, diciamo gente che passeggia semplicemente per trascorrere una mezza giornata in ambiente, è un flusso di visitatori che esclude quasi del tutto i fruitori della sua naturalità, cioè i cittadini che vorrebbero conoscere l'ambiente del fiume, che vorrebbero conoscere le sue peculiarità, le specie interessanti che il fiume custodisce come parco naturale. Questo però secondo te non può essere visto come un valore aggiunto, perché potrebbe unire quelli che sono gli appassionati della natura a quelli che possono essere dei fruitori e magari avvicinare altra gente al rispetto della natura, al contatto con la natura? Diciamo che sarebbe un valore complementare. Nel senso che il parco dovrebbe svolgere funzioni prioritarie di tutela, di conservazione e di gestione, offrendo l'opportunità ai cittadini anche di fruire delle sue strutture a livello ricreativo. E invece è la funzione principale in sostanza, e questo è il limite. Cioè il fatto che siamo giunti qui stamattina, siamo a fine maggio, e ci fosse un trattore che trinciava un prato ad alte erbe e quindi presumibilmente tale da ospitare numerosi nidi, che trinciasse questo prato in piena stagione riproduttiva la dice lunga sui criteri di gestione che caratterizzano questo parco, che sono di fatto assenti. Oltretutto il Sile è un fiume sporco. Noi non ne abbiamo la percezione perché è questa che è acqua santa per la pianura trevigiana, riesce con il suo movimento a diluire gli inquinanti e a trascinare gli inquinanti solidi, quindi i rifiuti solidi urbani, ma a osservare i bassi fondali per le sue sponde ci si rende conto che sono tapezzati di rifiuti non biodemolibili e sono rifiuti di origine urbana che la gente molto spesso continua a scaricare nel fiume. Il parco dovrebbe svolgere un'azione importantissima di educazione permanente, di sensibilizzazione permanente, oltre che di pulizia, come viene fatto magari una volta all'anno con le cosiddette giornate ecologiche, encomiabili da un lato e deleterie dall'altro, perché poi i cittadini si sentono, diciamo, assolti dal fatto di aver dato il loro contributo alla pulizia dell'ambiente, cosa un po' perversa, a dire la verità. Qui serve un'azione di educazione permanente, di sensibilizzazione permanente alla bellezza che il parco dovrebbe svolgere e che non svolge evidentemente per carenza di risorse. Parco, io mi permetto di aggiungere, per la scusa di Michele, un po' per tutte le persone che vanno a fare un'escursione, tra l'altro questo è periodo anche di la gente che va al mare, inizia a fare il bagno, fa il giro in barca, piuttosto che gente che va in montagna. Rispetto ed educazione comunque, anche, cioè sono delle parole secondo me chiare e fondamentali che molto spesso si dimenticano. Va benissimo fare l'escursione, il picnic e quant'altro, però non costa nulla mettere tutto su un sacchetto e portare a casa piuttosto che lasciare, certo, e devastare tutto quanto. Ma questo è un altro discorso, se potremmo aprire dei dibattiti. Oltretutto è un discorso assolutamente elementare. È elementare e basilare, però non sempre è così. Grazie Michele, per noi è arrivato, anche oggi Michele è volato, però sì, ci fermiamo qui, dalla settimana prossima continueremo la nostra escursione perché siamo
appena alla metà, quindi con Michele è sempre un piacere, poi ci si perde nei discorsi sempre affascinanti, so che voi li apprezzate in modo particolare. Grazie ancora Michele. Grazie a voi. E l'appuntamento con noi quindi è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.